Chiuse le indagini sui furti nelle aree di servizio autostradali nei confronti dei turisti. Gli agenti del comando della Polizia Stradale di Venezia con la Polizia di Marghera, attraverso le varie testimonianze e la visualizzazione dei filmati delle telecamere, hanno identificato le auto utilizzate e successivamente i 3 autori, tutti italiani, accusati di essere responsabili di ben 7 furti commessi durante l'estate 2018, per un bottino che supera i 30.000 euro. I 3, 2 di 26 e 37 anni, disoccupati e con precedenti, e uno di 19, sceglievano accuratamente le auto parcheggiate, preferendo quelle condotte da anziani o persone fragili. Poi entravano in azione approfittando della sosta. A volte bucavano uno pneumatico per indurre i malcapitati a sostituire la ruota e poter rubare i beni incustoditi sui sedili direttamente dagli sportelli aperti, approfittando della distrazione degli automobilisti. Altre volte invece forzavano le serrature. Uno dei furti è costato a un anziano la perdita dell'apparecchio acustico.